Buongiorno cari amici e ben ritrovati all'interno di questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è vampiri energetici. È bene dunque cominciare col chiarire chi sono questi vampiri energetici. Beh, li abbiamo incontrati tutti e siamo stati tutti dei vampiri energetici a nostra volta. Ci sono persone però che lo sono proprio di natura, nel senso che si nutrono dell'energia positiva che viene emanata dalle persone che incontrano. Però in che modo lo fanno? Molto semplicemente si agganciano per il tramite di alcuni comportamenti tipici, come può essere ad esempio il lamentatore seriale, cioè la persona che ogni volta che incontriamo ha sempre una qualche forma di lamentela da esprimere. È una persona che ovviamente proietta intorno a sé una visione pessimistica delle cose e che è molto incentrata nel vedere e osservare sempre ciò che manca, le cose che non vanno e ciò che li rende molto infelici. Questo genere di comportamento richiede uno sforzo psichico ed energetico molto grande e dunque richiede al soggetto di alimentarsi costantemente. E proprio perché hanno questo atteggiamento proprio come struttura del loro sé, ma non il sé più alto, diciamo della loro personalità, loro traggono nutrimento scambiando appunto chiacchiere o comunque incontrandosi con delle persone e riversando su queste persone tutta questa loro negatività. Ovviamente ci sono sempre degli scambi di natura energetica quando ci si incontra con qualcuno, è un continuo dare e ricevere anche in modo tacito, non è necessario che venga dato qualcosa a livello materiale, ma anche proprio la sola presenza all'interno di determinati campi e di determinati spazi costituisce ragione di scambio. Pertanto, quando queste persone emettono, proferendo con la parola la loro negatività, chi è intorno la riceve e per compensazione dà in cambio della positività. Dunque queste persone si scaricano del negativo e si caricano del positivo. Viceversa, la persona con le quali hanno parlato, le persone con le quali hanno parlato, per compensazione donano del positivo e accumulano queste negatività che vengono appunto date a loro. È chiaro che se non siamo isolati o protetti da queste dinamiche, da questi scambi, così come ho già spiegato in altri video attraverso alcune strategie, è chiaro che questi scambi finiscono con il deteriorarci. In che senso? Ci capita poi, quasi certamente l'abbiamo sperimentato tutti, che dopo una chiacchierata con una di queste persone che ha proprio questo atteggiamento di lamentela, di sentirci poi fiacchi, tristi, demotivati, pessimisti, anche se per natura non lo siamo. Ed ecco che vi invito a fare la riflessione anche al contrario, e cioè a riepilogare le situazioni e a rivedere i momenti in cui siamo stati noi stessi dei vampiri energetici. È chiaro che tutti veniamo sottoposti a delle prove durante la nostra esistenza, nessuno ne è esente, in un modo o in un altro veniamo tutti messi nel crogiuolo, tutti quanti sperimentiamo dei momenti duri. Quello che fa la differenza è il come li affrontiamo. Ehm, Appoggiarsi o parlare costantemente con gli altri può senza dubbio essere un motivo di sollievo,
E assolutamente non voglio dirvi non dovete più parlare con nessuno perché non è così, non è giusto per tutti. Ci sono persone che hanno bisogno proprio di ehm, riascoltarsi per analizzare un po' quello che gli capita. Ma è chiaro che in un percorso di correzione la contenzione verbale diventa uno strumento fondamentale da apprendere e se proprio abbiamo voglia di riversare quello che ci rode all'interno, possiamo sempre utilizzare un diario che potremmo chiamare il nostro quaderno magico, che sarà uno strumento per noi utilissimo proprio per tenere conto di come affrontiamo le situazioni della nostra vita e che ci aiuta anche, rileggendo le nostre parole, a vedere anche le convinzioni e quello che veramente, segretamente conserviamo dentro di noi. È molto importante essere consapevoli di questo, soprattutto essere consapevoli di come l'elemento aria agisca in queste dinamiche per poter portare un equilibrio sul lavoro con gli elementi. Ehm, ma ci sono altre forme di vampiri energetici, ad esempio il caso di persone sempre molto agitate, molto eccitabili, che hanno, come dire, un sistema nervoso molto suscettibile. Pertanto anche alla presenza di queste persone veniamo coinvolti e alterati in quello che è il nostro equilibrio di quel momento. Anche qui, come ripeto, la protezione energetica attraverso l'esercizio del guscio oppure altre forme di isolamento con tecniche magiche che ho già ampiamente spiegato sia nell'ebook Introduzione alla magia radionica che nell'ebook Magia radionica della Madonna dei Ghirli. E, appunto mettendo in pratica questi metodi sicuramente siamo più tutelati rispetto a queste situazioni di scambio perniciose. Occorre comunque esercitare appunto un controllo del sé e questa è la chiave assolutamente fondamentale per tutto quello che è il percorso di crescita nell'ambito magico. E soprattutto importante diventare consapevoli come nulla di ciò che ci accade per demotivarci o demolirci, ma è tutto finalizzato alla nostra crescita. Dobbiamo proprio entrare nel meccanismo, e nell'ottica positiva di vedere ogni situazione come l'opportunità che abbiamo per evolvere. Non è semplice, lo so molto bene, eppure è questa la chiave che ci serve veramente per fare il salto di qualità. Dunque dobbiamo assolutamente abbandonare gli atteggiamenti vittimistici, ma fare momenti di raccoglimento e di bilancio. Non aggiungo altro in questo video, vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua, continuerò sicuramente a dirvi come esercitare un controllo sulla propria ehm, tendenza, ecco, a lamentarsi oppure a rafforzare la capacità appunto di creare un clima di fiducia non solo nel proprio potenziale, ma in quello che è il progetto divino per noi. Vi saluto con affetto, vi aspetto insomma per la mia prossima condivisione, spero appunto di ritrovarvi. Un caro saluto dalla vostra Hildegard.